Le aziende devono innovare al di fuori della propria zona di comfort, perché per poter comprendere, rispondere e perché no magari anche anticipare i trend emergenti, devono fare innovazione lungo più livelli. Innanzitutto il business. In molti casi non basta costruire nuovi business, devi addirittura evolvere nel modello di business, ossia nel come vai a costruire nuove linee di ricavi. Secondo livello sono le tecnologie. Le aziende spesso devono oggi portare in casa tecnologie che fino a ieri non erano core per la propria azienda o per il proprio settore. Terzo livello sono le competenze. Le aziende devono integrare all'interno dell'azienda nuove competenze, non soltanto di tipo hard, ma anche soft, quindi veri e propri nuovi modelli per far operare ed interagire le persone all'interno e dall'esterno dell'azienda. Pertanto è un'evoluzione che non è soltanto appunto di business, tecnologica, ma è innanzitutto umana e culturale e richiede l'integrazione di quelle tecnologie che possano aiutarci a lavorare e vivere meglio.